messaggio di Cillegelese che facete intervistare, che così le cose cambiano, perché dobbiamo metterci la faccia, ragazzi. Quindi diciamo la nostra, pensiamo, non scriviamo solo su Facebook, mettiamoci la faccia, quindi ognuno col suo pensiero, che sennò l'importante è che sia un pensiero costruttivo per la nostra città. Qua noi abbiamo il centro storico e c'è il comune che fa una cosa, no? Riguardo alla ZTL, e però c'è qualcuno che gliela contesta, allora lui trova la via di mezzo, poi trovando la via di mezzo fa una ZT, una ZT. ZTL sì o ZTL no? Sto facendo un sondaggio. ZTL cos'è? Una cosa di medicina? No, è al centro storico, no? Isola pedonale, ha sentito le polemiche, l'amministrazione più che confusa sembra indecisa. Ce n'è un'altra che contesta questa via di mezzo, la allora ZL, lui va a trovare, fa una cosa, poi ci dicono no, Chiscia non va bene, una categoria. ZTL deve essere fatta in periodi in cui c'è traffico. ZTL sì o ZTL no? Non comment. ZTL sì o ZTL no? Isola pedonale sì o isola... un referendum gelese. Va bene, un'ottima idea. Va bene, allora proponiamo questo referendum. Referendum sì o referendum no? Referendum sì. Allora referendum per la ZTL. Quindi tipo ad esempio in questi giorni, sì allora. In questi giorni è dalle 6 alle 1 mi sembra il fine settimana. all'una. Chi c'è nel centro storico? Ah come? C'è un bordello, un casino di macchine che passano, io ieri ero... Persone non ce ne sono. No, ci sono le persone. All'una no. Che certo, i caluse Gesù, all'una ne escono, a mezzanotte ne escono i persone. ZTL sì o ZTL no? Automobili sì o automobili no? Se la mettono anche qua la ZTL fanno una cosa giusta. Ah, quindi automobili no? Automobili no. No, va bene. No. Automobili no. Fimmela l'ura sì, fimmela l'ura no. No. Automobili no, grazie. No. Automobili. No, dico queste. No. Isola pedonale. Grazie ragazzi. Prego. Automobili sì o automobili no, ragazzi? Isola pedonale sì. Automobili no. Automobili no. Automobili sì o automobili no? Dai, mi sto raccontando. Sì. Vabbè, ma è importante anche questo. No, automobili no. Automobili no, grazie. Scusate ragazzi, sto facendo un sondaggio. Automobili sì o automobili no? Cioè queste dico. No. Isola pedonale. No. Quindi isola pedonale. Sì. Grazie. Scusate ragazzi, automobili sì o automobili no? Se posso. No. Automobili no. Isola pedonale allora. Grazie. Qui, chi l'ha detto qui? Chi l'ha detto qui? E allora, vieni qua, ZTL sì o ZTL no? Automobili sì, no, automobili no e ZTL sì secondo me, dai. Grazie. Prego. Automobili sì o automobili no? Dico Automobili boh. Isola pedonale sì o isola pedonale no a quest'ora adesso? Isola pedonale sì, soprattutto su questa strada. Grazie. Puoi fare un saluto a qualcuno? Saluto a tutta la anche in cittadinanza. America. Anche in America, in Australia, dove viene? Automobili sì o automobili no? No. Grazie. Automobili sì o automobili no? Sì. Ah sì? Va bene? Automobili sì o automobili no? No. Quindi chiuso a pere. Spera come scusa. Come crack. Dimmi. L'unica persona della Digos, sì, vabbè. No, non so, no dai, prima che si sparta batteria, vieni. No. No, vabbè, non sono della Digos, non ti preoccupare. Sono di più. Automobili sì, automobili no, ragazzi, questi. No. Automobili sì o automobili no? Queste macchine. No, quindi isola pedonale. Cosa secondo isola pedonale?
che non c'è. Automobili sì o automobili no? No. Cioè, Assolutamente automobili no. no, solo chiedendo e basta. Grazie signore. Automobili sì o automobili? Ragazzi, automobili sì o automobili no? No, automobili no. Grazie. Isola pedonale o isola macchinale? Non ne vogliamo macchine. Grazie. Italia 1! Italia 1. Italia 1. Dai che è l'ultimo, India Casino. Ragazzi, automobili sì o automobili no? Isola pedonale sì o isola pedonale no? Dai, Automobili no. No, grazie. Automobili sì o automobili no? Automobili decisamente no. No. Decisamente. Decisamente. No. Proprio manca di scurrilla, va? No, assolutamente. Ma automobili sì o automobili no? Sì, certo. Ciao ragazzi. No alle macchine, grazie, lo scrivo. Qua solo lo specchietto. Va bene. ZTL sì o ZTL no? ZTL sì, soprattutto in via Rossini. ZTL sì, Macchine grazie. a casa. Macchine a casa. Va bene, va bene, grazie, ciao. Ciao signor Totocala. Se mettono che non si passa più, siete d'accordo o no? Sì e no. Sì e no. Se non si può passare tu, significa che... Va bene, sei d'accordo però, va, un te la mandasso, va. Grazie. Grazie. Assolutamente sì. Bisogna comunque capire cosa vogliamo fare nel nostro centro storico e dove ci sono i ragazzi che la sera usciamo, escono e si vogliono divertire. Certo, dobbiamo garantire sicurezza, ma dobbiamo garantire anche il passaggio dei residenti. Dobbiamo cercare di trovare il modo di essere tutti garantiti. ZTL Poi sì. un'altra ZTL sì. Onorevole, la sto riprendendo, eh? Ciao. Isola pedonale sì o isola pedonale no? Chiudere il centro storico totalmente. Pedonalizzare il centro storico. Anche voi siete d'accordo? Io non sono di genere. Sì. Vabbè, però grazie. ZTL sì o ZTL no? Non conosco le zone interessate. No, tu da dove vieni? Dal nord, diciamo. A Pisa come funziona il centro storico? Parecchio ZTL. Parecchio. Quindi ZTL sì. E sei d'accordo? Ti piace Pisa con questo parecchio ZTL? Sì. Quindi tu saresti d'accordo H24 per esempio? Il centro storico. Ci sono delle esigenze che vanno studiate, però in linea di principio io sono meno scarico di gas e più suole delle scarpe. ZTL eccetera la considero uno di quei tasselli in una cornice oscura risalente nei secoli di congiure contro Gela. Questa città ha grandissimi nemici e nonostante le difese estreme di alcuni, pochi della verità protagonisti, non siamo mai riusciti a venirne interamente a capo. Ma gira a laureare per capire questa risposta. Devo studiare. Franchi. Ingegnere. ZTL sì o ZTL no? ZTL no, vabbè, geometra, ingegnere. ZTL sì o ZTL no? ZTL sì, ma concordate con l'operatore economico, perché è evidente che in maniera autonoma l'amministratore non può fare niente. Il tutto va concordato e definito. Vabbè, quindi mi consiglia di andare a chiedere anche ai commercianti questa cosa? Certamente. Va bene, grazie. Scusate, sto chiedendo il parere dei commercianti o di chi se la fa in piazza sulla ZTL. ZTL sì o ZTL no? ZTL sì o ZTL no? Lei isola pedonale sì o isola pedonale no? Certo, isola pedonale sì. Isola pedonale sì. Noi siamo per tutte e due cose. Per tutte e due cose. Allora io sono d'accordo addirittura per la ZTL H24. Purtroppo il gelese è abituato malissimo e io vado contro i miei interessi perché bisogna saper passeggiare in piazza, non bisogna tenere la macchina, perché noi siamo abituati a girare, rigirare, vedere le vetrine con le macchine, invece quando ci abituiamo, come siamo stati abituati con l'immondizia e con la tegra, abituati, a Vittoria siete sempre H24 e i servizi non ce ne sono. Ci sono, anzi Vittoria è fatta a scacchi, ci sono le zone
tutto parallelo, si parcheggia. E penso che si è sempre lavorato a Vittoria, quindi... Perché sono abituati? Perché siamo abituati, ma perché il genovese non deve essere abituato? Perché noi dobbiamo addirittura passeggiare con la macchina e salire sui marciapiedi per vedere il prezzo della vetrina perché non lo vedo. Addirittura! Mi scusi, sto chiedendo il parere dei commercianti sull'isola pedonale sì o isola pedonale no? Che ne pensi? Contraria. Contraria totale oppure magari Posso ripensare? in qualche momento, magari che ne so, di notte? Di notte proprio. Non ne vale la pena. Sembrano a vedere le vetrine. Isola pedonale sì o isola pedonale no? No. No, quindi totale, manco di notte, niente. No, Va in bene. estate forse ha senso. Dalle 19 in poi, va bene. Dalle 19 in poi fino a nottata inoltrata? Può anche andare. Isola pedonale sì o isola pedonale no? Io sono Me lo dice il suo parere? Io sono favorevole Perfetto. per l'isola pedonale H24. Ah, proprio totale. In ogni caso il corso deve essere abbellito. Isola pedonale sì o isola pedonale no? Per me io non sono di qua, quindi è differente per me. Se fanno H24 per esempio, Su che cosa? sull'isola pedonale di chiudere al traffico le Ma è automobili. impossibile fare così. Com'è? ZTL sì o ZTL no? H24 per caso? Addirittura, visto, non siete i soli. Buonasera. Scusi, ZTL sì o ZTL no? Cioè no ZTL. ZTL da abolire completamente. Va bene, grazie. In maniera drastica e immediata. Va bene. Perché non serve a niente, serve solo a chiudere le porte della città ai cittadini, oltre che a noi commercianti, ai cittadini, che non possono usufruire più di vedere, di farsi il solito giro tra i negozi, tra i punti di riferimento che ci sono sul corso. Noi stiamo chiudendo le chiavi, stiamo chiudendo la città con le chiavi, con una chiave che non si vede ma una chiave che esiste realmente. Va bene, la sto registrando, vede? Ma cena di San Giuseppe noi? No, già fatto la cena di San Giuseppe, sono passato ieri per raccogliere i soldi. Senta, in poche parole, allora ZTL sì, ZTL no, come accomunare con ZTL, dai, va. Forza, dai. Chiaramente no. Spiegamela bene tu, chiaramente no. Ciao. Chiaro ZTL. Ma nemmeno in alcuni momenti, che ne saccio, venerdì notte o sabato notte. Ma per noi negozianti penso che non serva più, perché va bene 20 anni fa quando c'erano 10.000 persone in giro, ora ce ne sono almeno 100, non serve più questa ZTL. Forse per i locali notturni, certo serve, ma è un'altra zona che va da Santo Lo capisco, è un altro target, come chiaro. si dice. Va bene, grazie Niki. Nulla, Dai, caro. ti riprendo il quadro per ringraziarti del contributo. La scritta pelle d'oca no, perché sennò è pubblicità occulta. Mario disse. E questa se la guarda il sindaco. Sulla pedonale sì, ma da un certo ora in su. Io preferisco che sia dalle 7 in poi, dalle 7 pomeridiane in poi. Le 6 mi sembra ancora molto eccessivo come orario. Quindi dalle 7, dalle 19 a notte inoltrata fino alle 3 di notte. Isola pedonale regolamentata. Dalle 19 a notte inoltrata, per esempio. Ci può stare, basta anche considerare le altre attività lavorative che vanno dalle 21-22 in poi. Ristoranti, locali per ragazzi, eccetera. No, proprio totale? No, totale. Mi scusi, stiamo facendo un sondaggio per capire, per capire il punto di vista dei commercianti sull'isola pedonale sì o isola pedonale no. Posso chiedere il suo parere, vero? Sì. Me lo dice? Prima che si sparda però vede che già l'antia. Già l'antia, dai. Io dico che questa ZTL sicuramente fa più bene alle casse del comune che alle casse dei commercianti. Pure verbale dici, Sicuramente. Va bene. Sei d'accordo? Sì, chiudiamola qua. Che è meglio. Scusa, sto chiedendo il parere veloce sull'isola pedonale sì o isola pedonale no? No, il parere o isola pedonale no? No, siamo impegnati. Isola pedonale sì o isola pedonale no? No. Perché lo scooter bisogna entrare nel negozio. Ottimo, lo proporremo. Se isola pedonale sì o isola pedonale no? Per me sì, assolutamente sì. E in che modo? H24, solo i weekend? Soprattutto nei weekend, oppure di fare in modo di avere gli orari flessibili. Non lo so, tipo alle 5 di pomeriggio fino alle 2 di notte, una cosa del genere. Lei è d'accordo all'isola pedonale? Certo che sono d'accordo. E come? H24 oppure solo i weekend? H24 esagerato. Mi dia un'idea. Solo i weekend.
Solo weekend, dalle 19 a notte inoltrata, va bene? Perfetto. Il signore pure vuole dare il suo parere? Per me andava bene dalle 18 alle 21, come era prima. Nei weekend o ogni sera? Ogni sera. Che dice lei? ZTL o sì o ZTL no? Isola pedonale sì, H24, niente, solo weekend, dalle 18 alle 21. Ma per me alla fine va bene anche come stanno facendo in questo momento, va bene. Nei weekend non si passa dalle 18 all'1 di notte. All'1 di notte. E così gli piace a lei? Alla fine sì. Che cos'è la ZTL? La ZTL è isola pedonale sì o isola pedonale no? Dai Mirko, dai, com'è? Ma comunale qui c'è isola pedonale sì con i servizi. Con i servizi, perfetto. E come? H24, solo i weekend, con un'idea, un consiglio? Partiamo da zero e poi decidiamo. Da zero? Sì. Va bene, quindi H24? No, da zero, senza senza ZTL. E poi man mano che ci sono i servizi cominciamo. Prima i servizi e poi la ZTL. Allora quindi per adesso sei no. Per adesso sono. Non è il problema la ZTL sì o la ZTL no. I problemi sono il lavoro che bisogna dare alla gente e far girare l'economia, smuovere il turismo, creare le infrastrutture, il porto. Basta, prima il lavoro. Ci vuole il lavoro e poi la gente, anche se parcheggia a distanza di chilometri, viene a comprare lo stesso. Va bene, grazie e buon lavoro. ZTL sì o ZTL no, signora? Dai, prima. ZTL no? Assolutamente no. Assolutamente no. Va bene, grazie. Velocissimo, sì. Il discorso della ZTL non è un discorso che si può affrontare così facilmente. ZTL sì, ZTL no. Sarebbe opportuno che fosse più giusta, più corretta, più servita. Ci vogliono i parcheggi, perché se non ci sono parcheggi non si può posteggiare, la gente non viene, ha paura delle multe. Quindi prima i servizi e poi la ZTL. Certo. Va bene, grazie. Il dentifricio, se non ha lo spazzolino o se non ha il dentifricio non si può utilizzare. Io come l'aereo. Buona, perché usa spazzolino e dentifricio? Sì. Se usa solo lo spazzolino o solo il dentifricio non va bene. No, e come fa? ZTL no. No. ZTL no. No. Ciao. ZTL sì o ZTL no? Con la maggioranza. ZTL sì o ZTL no? Dalle 18 alle 21 sì. Legale. Io farei fino alle 22. Signorine, stiamo chiedendo il parere dei commercianti ZTL sì o ZTL no? No ZTL. Negativa. Allora, la ZTL se deve essere in vigore deve essere accompagnata dai servizi e da regolamenti chiari per i cittadini, per gli esercenti e per i residenti, altrimenti è meglio che va tolta. Va bene, quindi per adesso che non ci sono se i servizi... può scrivere Fabrizio Internullo commerciante. Grazie, già l'ha detto. Non ho paura. Già l'ha detto, quindi prima i servizi e poi la ZTL. Vabbè, per adesso no allora. No, ZTL no per adesso, senza i servizi. O regolamentato o non così, perché è solo anarchia. ZTL sì o ZTL no? ZTL sì. Siete d'accordo per la ZTL? Certo che siamo d'accordo. E come? I commercianti lavorano di più con le persone in giro per la strada. Va bene, la signora è pure d'accordo? Non so, sono molto indecisa. Pensavo che il cliente avesse sempre ragione. A Palermo funziona. Sì, si è fatta bene. Sì, se è fatta bene. Tipo un esempio, me lo fai? Un orario che ti piacerebbe a te? Non è questione di orario, chiuderla totalmente e sistemare le zone limitrofe. Saresti d'accordo H24 però fatta con criteri. Sempre che servizi, fatta che con criteri. Ho capito. Come commercianti a Gela non ce ne sono, ci improvvisiamo a essere commercianti. E il problema è questo, sorge questo dilemma in questa Vabbè. Lei un suo parere me lo dà, dato che qua... No, ma sono d'accordo, nel senso se è fatta bene sì, ma polarizzando anche sia via Cairoli che via Navarra. Va bene. Le strade e via Ventura. E via Ventura, va bene. C'è l'onorevole qua adesso, vuole... certo. L'onorevole è quello in grigio, eh? Quello in grigio, non quello in rosso. No. Onorevole, la sto riprendendo. Quello in grigio è l'onorevole, non quello in rosso. Buongiorno. ZTL sì o ZTL no? Mi sono espresso in maniera molto Si è espresso ristretto o lungo?
come si è espresso? Ristretto. Ah va, e a me non me lo può... No, ZTL no. Ah, ZTL Questa no. ZTL. Questo tipo di ZTL, quindi primi servizi allora le vuole dire? Come Prima un servizi, le po'... attrattive per i commercianti, ma il sindaco però si è espresso anche in trasmissione e ha detto che avrebbe capisco. rivisto la sua posizione in merito, quindi aspettiamo. E magari ora si rivede questo e si fa un'idea. Spero di sì. Vabbè. Auguri, buon Natale. Grazie, già fatto, grazie. Minchia, l'onorevole. Quanti onorevoli abbiamo? ZTL sì o ZTL no? ZTL no a queste condizioni, ma in una città fiorente ZTL è indispensabile, ma in queste condizioni allora prima i servizi diciamo. Prima i servizi, prima lo sviluppo, prima i negozi aperti e poi... Vabbè. Un parere sulla ZTL? Non l'ho seguito, ma credo che sia una cosa buona. ZTL sì allora? Sì. H24, solo weekend? Dalle 17 fino alle 8. Vabbè, lei pure? Sì? ZTL sì o ZTL no? Isola pedonale sì o isola pedonale? No. Ah, isola pedonale no? No. Lei pure no? Va bene, grazie. Zio Rocco, la sto riprendendo. ZTL sì o ZTL no? ZTL sì. E in che modo? ZTL perché il centro storico deve essere un centro per la città, non per i negozianti. No, dico un'idea tipo solo i weekend, H24 oppure... Solo fine settimana, bisogna conciliare le esigenze dei commercianti e dei cittadini. Ho capito. Io dico che il centro storico non è dei negozianti, è dei cittadini, deve essere fruibile ai cittadini. Io dico che il centro storico prevalentemente dei commercianti e poi dei cittadini. Va bene, non vi scerriate, eh? ZTL sì, ZTL. assolutamente sì. E come 24 oppure? No, con orari intervallati. E di un esempio? Un esempio per me va benissimo dalle 19 sempre come era ai tempi della preistoria fino alle 22. Fino alle 22? Sì, sicuramente fino alle 22. E per quanto riguarda la via Rossini, per esempio? Uguale percorso, perché adesso la via Rossini è diventata assolutamente uguale al corso, se non di più come movida serale. Va bene, grazie. Che ti sto riprendendo, ormai ti ingagliai. Ma scusa, ma perché ne vorremmo puntare? No, non ne ho puntato, non ma io mi vedo a testa pizzola. Ma no, poi viene dritto, magari sei a giro. No, sembro contrario. Ma è tu... fuori bolla sta No, ma tu sai, sta cosa che gira, sai che poi chi con l'iPod su girano e l'iPod ci gira a tre. Ma tu giri sempre dritta. Sì, allora senti, ZTL sì o ZTL no? Dai, ZTL sempre. Sempre, H24. H24. Grazie. Mattina, mangiare, sera, dal lunedì alla domenica. Grazie. Ciao. Dottore Pepi, la sto riprendendo, ZTL pianificata e programmata, anche perché la ZTL ci vuole in una città diciamo civilizzata, diciamo così, però deve essere programmata e pianificata con i commercianti per cercare di ottimizzare al meglio i risultati, però la ZTL ci vuole. No, sono d'accordissimo con lui. È giusto che i cittadini abbiano una zona dove poter passeggiare senza l'intralcio delle macchine. Allora, tu che vieni da Londra Nottingham. ZTL sì o ZTL no? Cioè isola pedonale o isola no? Ma guarda, in Inghilterra l'isola pedonale è molto fondamentale. Quindi c'è l'isola pedonale? Come e come? H24? H24. Ah, centro storico H24. Però attenzione, però fino alle 8 l'utente non paga, dopo le 8 fino alle 6 del mattino è free, è libero. Ah, quindi chi vuole passare paga? Sì. Ottima idea, così uno se proprio non ne può fare a meno paga. Ho capito, e così magari con quei soldi fanno i servizi. Esatto. Quindi sindaco, hai trovato la soluzione. Seguiamo la linea dell'Inghilterra, chi paga può passare. Poi che multe per proprio un bilancio comunale. ZTL sì o ZTL no? Zona a traffico limitato? Io sono per l'H24 direttamente, cioè tutto il giorno isola pedonale. Perché come vedi, guarda in questo momento, in questo momento stai vedendo, questi sono tutti pedoni, questo è il centro storico dei passeggianti.
dei cittadini. Guarda, le macchine vedi che portano problemi? Molti sono convinti che, molti commercianti, il ZTL deve essere ad orari. Io sono convinto che dovrebbe essere H24. Comunque sia, H24 che non deve passare nessuno. Alla fine voglio dire, io passo stesso, perché io passo stesso, però lo voglio H24. Però tu a passare lo stesso. Obbligatoriamente io passo stesso. Come, aspettiamo che si spara la batteria o stuto? Stuto? Sì. Dottore Turco, che lei mi manca. Ciao, non ti manco. Mi manca, come sì. Non ti manco. ZTL sì o ZTL no? Cosa, un parere? Fatta con una buona programmazione, ZTL sì. ZTL è tipo un esempio di orari, ne ha? Il centro storico va vissuto in maniera giusta, dovrebbe essere il salotto della città, però se come viene gestito questo centro storico è così, meglio non parlo. I servizi lei parla? I servizi, ma anche la qualità dell'edificato che nessuno li cura. Le manutenzioni non si fanno in maniera dove si osserva una pianificazione giusta di quelle che sono il giusto edificato. Ho capito. Mauro o Di Mauro? Mica già parti male, Di Mauro. Di Mauro. Allora, che ieri si apprezzava il file, allora si veniva la telecamera. Allora, ZTL sì o ZTL? Buongiorno a tutti. Allora, ZTL. Va bene, va bene. Sì. Sì. Ti sto facendo un'intervista. Sì, ci sta. Però nelle ore, come si può dire, fammi tipo un esempio, anche le... un esempio, allora come stanno facendo bene ora, venerdì, sabato e domenica dalle 7 alle 10, mi sembra. È esagerato all'una, anche di meno. Sì, verso le 10 e mezza, anche perché ci sono i bar, i locali che... Auguri. Un abbraccio. Ci sono i locali, i bar che devono lavorare, quindi auguri, sono in televisione, scusate. Ma auguri, buon Natale! Quindi hai capito il problema? E per quanto riguarda la via Rossini, per esempio, un caso particolare. Auguri a tutti, buon Natale. ZTL. E ho detto che posso con gli stessi orari del centro, no? Beh, lì un po' di più, perché lì fino all'una di notte i ragazzi girano. Buongiorno, un altro Filippo Di Mauro. Un altro Di Mauro. Buon Natale a tutti, i bravi, i brutti e i belli. Due Filippi Di Mauri abbiamo. Due. Grazie. Buon Natale ai ZTL sì o ZTL no? Con Gorcusolo. ZTL sì, isola pedonale sì o isola pedonale no? ZTL è una bibita. Una bibita nuova? Io sono per la novità. Sei un gera, a te mi cedo. Auguri a tutti i gelesi. Va bene, grazie. Ciao. Grazie. Auguri, buon anno, buon Natale a tutti. Tu, ma dai in Inghilterra con i soldi, fai tutto con me.